Il malato è grave, ma la terapia è sbagliata. Sulle delibere di Ferragosto della Regione Veneto che hanno deciso l'assunzione di 500 medici abilitati alla professione ma non specializzati, scendono in campo anche i presidi delle scuole di medicina e chirurgia delle università di Padova e Verona. La carenza di sanitari negli ospedali è dovuta ad una cronica mancanza di borse di studio per i neodottori. È perciò un problema di programmazione nazionale, dicono. Per questo gli atenei chiedono un confronto immediato con la Regione. Sulla stessa linea la NAO, l'Associazione Medici e Dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale, che non usa mezzi termini, annunciando che impugnerà la delibera e invierà un esposto alla Corte dei Conti. Un incontro chiesto anche dall'Ordine dei Medici e Odontoiatri. Trovare soluzioni, per esempio, che possano vedere magari l'impiego di specializzandi che abbiano già fatto un percorso formativo magari di qualche anno e che abbiano delle magari capacità di inserimento più rapido in un contesto complesso come appunto può essere quello dell'emergenza, urgenza. Contraria alla delibera anche l'Associazione Nazionale dei Primari Ospedalieri, secondo cui il problema principale è la fuga dei medici già formati verso il settore privato. È quotidiana la fuga dei medici ospedalieri, si licenziano medici del pronto soccorso, cardiologi, ginecologi, ortopedici, pediatri. Questo è il modo di picconare il sistema sanitario pubblico ospedaliero. Netta la bocciatura anche da una parte della politica. Rischiano di essere 25 milioni di euro buttati, dichiara Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico, per un servizio che resta deficitario quando non pericoloso.